Questa Pachnoda isculca è un coleottero che è stato descritto recentemente, nel 2019. Vive in una parte della Somalia settentrionale. Ha una colorazione molto vistosa, come potete vedere. Si pensa che questa colorazione serva per avvertire i potenziali predatori del fatto che non sono commestibili. Infatti, se noi li maneggiassimo, sentiremo uno sgradevole odore che emettono dal loro corpo e appunto questo odore che ricorda l'ammoniaca li rende poco appetibili. Sono insetti sgradevoli, non solo per le sostanze deterrenti che producono quando vengono infastiditi, ma anche perché sono protetti dalla loro corazza, quindi dal loro esoscheletro, che è talmente rigido da rappresentare un ulteriore deterrente nei confronti dei predatori. Ciao da Manuele Francesco dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Infatti Significare, no, potrebbe anche essere essere, no, ma anche piccoli rettili. Perché devo dire questa cosa che non avevamo detto che lo diceva? Pressoché